Ibis eremita in Medio Friuli. Partiti dall'Austria, a nord di Salisburgo, con una settimana di ritardo a causa delle condizioni atmosferiche, sono giunti a Codroipo presso l'aviosuperficie Al Casale per una sosta di qualche giorno. L'Ibis eremita è una specie migratrice che da circa 400 anni in Europa non era in grado di migrare autonomamente. Alcuni esemplari erano presenti solo all'interno dei giardini zoologici. La specie in natura era considerata estinta. Così uno stormo di umani ha adottato gli ibis per reinserirli in natura grazie a un progetto promosso dall'Unione Europea. Oltre ai deltaplani a motore hanno camper, tende, furgoni e tutto il necessario per organizzare il trasferimento, con alcune tappe, tra cui quella in Medio Friuli Al Casale, dove ogni anno trovano ospitalità per tutto il gruppo. Siamo arrivati da Seekirchen fino a Mautendorf per la prima tappa e a Mautendorf abbiamo dovuto aspettare un po' perché di nuovo il tempo è brutto. Quindi la prossima tappa è da Mautendorf fino a Codroipo adesso. Questo volo hanno fatto 20 uccelli il mercoledì, 4 uccelli hanno fatto questa tappa con un po' di ritardo. Adesso mancano ancora 6 uccelli, questi vengono trasportati in macchina perché non avevano voglia di partire, quindi fanno questa tappa attraversando le Alpi in macchina e speriamo che poi quando migrano da solo capiscono che devono attraversare le montagne, però vediamo nel prossimo anno se l'hanno capito. Sono uccelli giovani, sono nati in aprile e così imparano la rotta, sanno dove devono andare e poi quando sono sessualmente maturi fanno la rotta da solo, quindi ritornano da Obetello fino in Austria da soli. E quando fanno le ova nascono i pulcini. Questi uccelli fanno seguire gli pulcini fino in Toscana, quindi speriamo di creare una popolazione che sa migrare da soli senza l'aiuto dell'uomo. Abbiamo un delta, però il delta era troppo veloce e abbiamo messo il velo sopra, quindi viaggiamo con una velocità di più o meno 40-50 km per ora. Allora, il progetto finanziato dall'UE ha iniziato il 2014, quindi gli uccelli dell'anno scorso sono ancora in Toscana e l'anno prossimo devono migrare in Austria. E poi il nostro capo ha già fatto dei voli sperimentali con gli uccelli negli anni precedenti, cioè questi erano molto sperimentali e hanno raccolto i dati del sangue, del metabolismo eccetera. Poi dal 2014 in poi fino al 2020 è finanziato dall'UE. Finché sono sessualmente maturi e poi hanno voglia di fare le uova e quindi ritornano in Austria per fare il nido. E poi insegnano ai loro polcini la rotta. Quindi la prossima generazione dovrebbe migrare da soli. Speriamo. Per il Ponte News, Marco Mascioli.